Hai ripreso? Buongiorno ragazzi, ci siamo, nuovo video in un nuovo posto che ci siamo già venuti, quindi vecchi ricordi. Siamo a Cadelupi, Frontale 5 giorni, posta 4 e abbiamo già il quarto pesce, quarta partenza. Abbiamo già fatto 17 kg. Purtroppo i primi pesci non li abbiamo ripresi perché erano proprio i primi mentre dovevamo aprire tutto. Adesso ho tirato fuori il telefono e abbiamo un pesciotto qua sotto. Abbiamo perso anche uno bellino, quindi speriamo di non perderne altri. Adesso le inguadiniamo, poi se riusciamo ve la facciamo anche vedere. È un bel pesciotto con le popappine ABA. Ragazzi, qua a Cadelupi i pesci hanno delle livree pazzesche e oltre ad avere tanta acqua tirano un sacco. Con le popappine ABA. Dai, piombo di merda. Ce l'abbiamo, sì. Qui alla 4 abbiamo anche un bel bagnasciuga, riusciamo a fare delle belle foto, dei bei rilasci. E mi è partita anche l'altra canna, quindi andiamo a rilasciarla. Comunque popappina ABA, 12 metri di fondo. Mi sa che sono un po' dentro un algaio. Che dovremmo esserci. Le ABA sono entrate in pastura. Adesso mi porta a spasso sicuro. Ci siamo, secondo pesciotto, questo è piccolino. Sicuramente. Mamma! Non riesco a fare una foto, raga. Vabbè, aspettiamo quelle grosse. Va bene, dai. Tanto cos'è? 5 partenze? 5 partenze e quarta cattura, quindi le ABA stanno entrando in pastura. Top. E niente raga, come vi ho detto prima, siamo qua a Cadelupi, posta 4. Il lago è alto rispetto alla sua media, infatti non c'è più bagnasciuga qua sotto, dove in teoria dovremo mettere le canne. In teoria le canne vanno qua sotto, almeno quando il livello è nella media. Noi ce l'abbiamo qua sopra. Un pod qui a sinistra, che stiamo pescando sotto sponda di qua fino là in fondo, e una canna qua sotto, ci sono già 10 metri d'acqua, e il pod qui a destra che non vedevo l'ora io di venire a pescare in questo spot. Adesso con la luce c'è il sole troppo alto e non si vedrà bene, dopo faccio un paio di riprese migliori. Comunque di solito il pod si va a mettere là sotto e invece ce l'ho qua sui gradini, però va bene dai. E sto pescando davanti a quel galleggiante là, davanti a quella bola sotto quegli alberi, e mi è partita appunto sia la canna là sotto e sia la canna qui a 30 metri, che sto pescando su 12 metri di fondo
con una canna e su 8,5 metri di fondo con le altre due. Quella centrale non me n'è ancora partita, strano. Sono giù con le ABA, full ABA. Sto pescando con le bilanciate e con le pop-up e sto pasturando con le ABA, il cobra, un po' di cucchiaione, e col cucchiaione ogni tanto lancio anche nella canna qua sotto un po' di mais. Adesso qui c'è scritto pop-up, ma dentro ci sono anche le bilanciate. E le sto prendendo così. Abbiamo calato, non so, verso le 10 della mattina. C'è la prima canna verso le 10 della mattina. E sono le 3, 3 e mezza, abbiamo già fatto 5 partenze. Quindi sta andando bene, dai. Sicuramente il tempo aiuta. E chissà, se continuiamo così bisogna provare magari a aumentare gli inneschi, la misura degli inneschi. Provare a fare qualche partenza in meno, ma più grosse. Vediamo la big. Vieni dentro. Oh. Partita anche la terza, tutti tagli spot. Spinnerino semplice, White Gape Kamakura, microgirella e bait floss. Adesso andiamo a mettere bene il bait floss e bilanciata ABA e andiamo a ricalare circa 22 lunghezze nel sottosponda. Ci sono circa 8,5 metri d'acqua. Vi facciamo vedere, raga, per quello che riusciamo, insomma, dai. Tanto sapete già a memoria come pesco. Spinnerino sia con affondante, sia con pop-up, sia con bilanciata, sia con chicco di mais, sia con tigerina. L'unica differenza è che d'inverno uso lo spinner più corto e d'estate lo allungo. Poi dipende molto anche dove andiamo a pescare. Se peschiamo sul fango meglio usare uno spinner più lungo. Se peschiamo sul duro, sul sasso, sassolino piccolo intendo, d'inverno, direi che è perfetto uno spinner più corto. Semplice semplice. Spinnerino 25 cm circa, con la bilanciata. Ragazzi, abbiamo un bel pesce. Questo è un bello orologio. È un bello orologio. C'ho l'ansia 1000. Adrenalina 1000 perché ne ho appena perso. Ne ho presa un'altra e persa una in questi 40 minuti circa. Adesso ho ricalato ed è partita ancora quella lì a 30 metri, 12,5 metri di profondità. Mi ha intrigato pure una canna, siamo riusciti a strigarla, però appena sgallato ho visto che è un bel orologio. È un bel orologio, non so se 20 kg o poco meno, ma è un bel orologio questo. Ah, sì, ragazzi, è bella, cazzo! È bella, cazzo, è bellissima. Non so se è 20 kg, 18, 19, 20. È gigante, raga. È un orologio della Madonna. Adesso ve la facciamo vedere. Guarda qua. Over 20. Ci siamo, andiamo a pesare. Mm. 24,6 meno 2 kg. Una bella 22. Una bella 22. Adesso vediamo se riusciamo a fare una bella foto. Sulle bilanciate si vedeva che era grossa, si vedeva.
Ci siamo raga, dopo aver fatto qualche foto, tanto il pesce è qui in acqua. Adesso andiamo a rilasciarla, purtroppo, perché vorrei sempre tenerle con me tutto il tempo. Guardate che bella. Che coda ragazzi, che pesce. Qui a Cadelupi lo sapevo che c'erano questi pezzi. E ce n'è anche di più grosse. Ce n'è anche di più grosse. Che schiena. Che pesce. Via, negli abissi. Ciao. Spinerina bilanciata. Aba. Questa va via subito questa, ed è uno dei pesci della doppietta. La rilasciamo subito perché questa se ne va. Comunque bellina, bastarda resta. Abbiamo fatto una 19 kg, questa e un'altra persa. Vabbè, la lasciamo, dai. No, anche il telefono. Ed eccoci qua. Buongiorno ragazzi, secondo giorno. Da ieri sera che piove un sacco e adesso abbiamo i primi sprazzi di sole, diciamo i primi raggi di sole che escono. Sono circa le 9:30 della mattina. Stanotte non abbiamo visto nulla perché abbiamo deciso di mettere su, dato il maltempo, abbiamo deciso di mettere su delle doppie del 24. Quindi sì, è un po' controproducente, però o tiravamo sulle canne o buttavamo su delle doppie del 24 perché sotto la pioggia, poi dopo la giornata di ieri che avremmo fatto una ventina di partenze, circa 15 pesci, dall'1, quindi dalle 13 del pomeriggio fino alle 22 di sera, diciamo che è stato un bel lavoro, quindi o tiravamo sulle canne o buttavamo giù roba enorme, che se magari passa la 30 del lago la prendevamo. E ovviamente così non è stato, però adesso con questi primi raggi di sole abbiamo deciso di cambiare le esche, ricalare, ripasturare, ma non come ieri, perché comunque oggi pomeriggio chiama altra pioggia e quindi non vogliamo portarci sotto tutto il pesce che ci siamo portati ieri, e invece da domani metteranno ancora bello e quindi da domani inizieremo a ripescare come abbiamo fatto ieri, con esche un po' più piccole e pasturati più frequenti. Quindi la strategia di oggi è diminuire un pelo gli inneschi, quindi fare doppie del 20 e singole del 24, in modo comunque da provare un po' a selezionare il pesce, pasturare molto meno e vedere di fare meno partenze ma qualcosa di un po' più grosso, dato che ci sono anche queste nubi, c'è nuvoloso, mette un po' di pioggia, quindi chissà, tempo da big. Quindi adesso procediamo, tiriamo sulle canne, togliamo le doppie del 24, mettiamo delle doppie del 20 e singole del 24 e ovviamente full aba. Gli spot direi di tenere quelli e piccola pasturatina col cobra e vediamo come si muoveranno i pesci.
Siamo passati da doppio del 24 a singole del 24, aggiungendo magari un chicco di mais o una poppina, quindi insomma degli omini di neve e singole del 24 con un chicchetto di mais. Spot sempre quelli, pochissima pastura, tranne nella canna qua sotto riva dove ho fatto anche l'over 20, che ci ho buttato anche un paio di cucchiaioni di mais e pellet. Ci proviamo così, insomma, aumentando gli inneschi, pasturando meno e magari con questo tempo qui riusciamo davvero a tirar fuori qualcosa di più grosso rispetto a ieri. In ogni caso la tecnica di ieri non ha sicuramente deluso, perché mi ha fatto una 19, abbiamo fatto un over 20, una 17, quindi i pesciolini sono usciti. E oggi vediamo, insomma, dai, magari ne facciamo qualcuno meno, ma riusciamo comunque a fare i pesci grossi. In una canna c'è un omino di neve 24-16, in un'altra singola del 24 con spugnetta, in un'altra singola del 24 con chicchetto di mais, quindi chissà, inneschi non troppo grossi rispetto a stanotte, che con le doppie del 24 non si è mosso nulla, quindi inneschi un po' più piccoli, chissà, magari qualche carpa curiosa ci viene a trovare, chissà, magari pure grossa. Abbiamo ricalato, avete visto anche voi, insomma abbiamo ricalato tutti insieme, fatto vedere dove ho lanciato e poi un paio di scobrate per canna, un paio di cucchiaioni di mais e pellet, insomma vi ho fatto vedere tutto, le righe ve le ho fatti vedere, i inneschi ve li ho fatti vedere e è settembre, quindi è una mezza stagione, di conseguenza insomma pastura sì, ma neanche troppa, perché comunque qua è una posta molto rinomata, quindi sicuramente la posta è già pasturata, quindi non ci serve chissà quanta pastura e soprattutto il lago non è enorme, quindi il pesce gira. Se magari per 2 giorni capottiamo, sappiamo già che negli altri 2 o 3 giorni in teoria il pesce passa. O viceversa, possiamo prendere subito per 2 giorni e poi gli altri 2 o 3 giorni non prendere niente. Comunque qualche pesce salta sulla posta, quindi sicuramente il pesce è già attivo con questo sole qui, dopo tutta la notte di pioggia il sole inizia a scaldare un po', quindi il pesce inizia a muoversi a galla, inizia a girare a mezz'acqua e chissà che senta le nostre aba e viene a mangiarle. Quindi adesso voglio lasciare il telefono qui un paio d'ore, magari riesco a riprendervi qualche carpran e niente, ci sentiamo tra poco, ci vediamo tra poco. E niente ragazzi, abbiamo fatto 2 partenze da quando ho fatto la clip di stamattina e sono un po' amareggiato. Una l'abbiamo presa, piccolina, c'avevo il telefono spento, non sono riuscito né a riprendere il carpran né a riprendere il pesce. Però era piccolina, insomma, solita specchiotta. E adesso ho slamato dopo un quarto d'ora di combattimento senza neanche vedere il pesce. Un bel pesce. Un bel pesce, cazzo. Avevo appena rilanciato le bilanciate del 16, stavo pasturando, avevo appena lanciato la canna, la stavo pasturando con 2 o 3 scobrate ed è partita, quindi proprio il pesce era già lì e aspettava solo l'innesco giusto, perché era un bel po' che giù c'erano le doppie, era un bel po' che giù c'erano le boilers del 24, ma non le hanno minimamente calcolate, quindi sicuramente l'innesco ha fatto la differenza. Appena calato l'innesco più piccolo sono partite, però l'ho persa, cazzo, era bello per forza.
Quindi dopo aver perso il pesce ho messo a posto il terminale, vado per rilanciare, lancio, spacco tutto. E quindi in 2 minuti mi sono successe le cose che odio più di tutte in pesca, tipo perdere un pesce e spaccare la montatura. Però vabbè dai, alla fine fa parte del gioco. Adesso ho ricalato tutte le canne con ancora le bilanciate, perché comunque ho visto che è l'esca che va di più. Ho dato un po' una pasturatina e adesso insomma aspettiamo, sicuramente ripartiranno. Spero che parti qualcosa di grosso, magari come quello che ho perso prima, chissà che pesce era, chissà. È vero che qua i pesci combattono tanto, anche un pesce da 10 kg ti tiene in canna un quarto d'ora, 20 minuti, ma sgalla prima, si fa vedere molto prima. Questo per un quarto d'ora non si è mai fatto vedere, è sempre rimasto sotto. Poi insomma, pescando senza ardiglione, i pesci di lago poi si sa che sono più furbi, sanno un po' come sganciarsi dall'amo, sanno come fare leva, e quindi ci sta che in laghi, Ticket Lake, in laghi a bago, succedono queste cose. Però insomma dai, l'importante è continuare sulla strada giusta, calare bene gli inneschi, calarli negli stessi punti e pasturarli per bene. Ho diminuito un po' la pastura, vedendo anche il tempo, che secondo me è un bel tempo da pesci grossi, quindi secondo me i pesci grossi con questo tempo qui iniziano a muoversi e i pesci più piccoli si rintanano un po' di più, ecco, diciamo così, col caldo, col sole che batte, tutto il pesce si muove, magari con un tempo un po' così incerto il pesce piccolo si rintana e si muove di più il pesce grosso. Quindi, chissà, magari una possibile over l'abbiamo persa, ma insomma, la giornata è lunga e possiamo comunque prenderne un'altra. È uscito un amur anche nel frattempo, in acqua bassa, 2,5 metri d'acqua circa, quindi non è sicuramente una coincidenza che l'unico amur della sessione è uscito nell'unica canna più bassa. E che dire, speriamo il tempo regga. L'unica che spero è che magari continui a fare questo nuvolo qui, ma che non ci sia vento e che non ci sia pioggia, però vabbè, chiediamo troppo. Però insomma si sa, con questi tempi qui così un po' nuvolo, il pesce piccolo gira meno e quindi abbiamo più probabilità di prendere qualcosa di grosso. Intanto una cosa da notare è che l'acqua del lago sta venendo su. Il livello del lago si sta alzando, infatti dei ragazzi che erano qui un paio di giorni prima di me mi hanno detto che il lago giorno per giorno si sta alzando, e ovviamente con la pioggia di stanotte sarà stato a livello visivo, però sì, avevo i piedi dietro del pod che non erano in acqua e stamattina sono dentro l'acqua. Quindi è sicuramente una particolarità di questo lago, oltre a una pesca marginale, tanti incagli, tanti gradini, quindi è difficile trovare il gradino giusto dove mangiano. E anche un'altra particolarità è proprio il fatto di riuscire a leggere l'acqua, di riuscire a leggere il livello, perché sono venuto 2 o 3 anni fa e potete trovare i video miei qui a Cadelupi in posta 5, e il livello era praticamente uno dei livelli più bassi che ci siano stati negli ultimi anni qua a Cadelupi, perché era il periodo dove non pioveva da tantissimo tempo, quel periodo nel 2022-2023 dove non ha piovuto quasi per un anno, e quindi tutti i laghi, i canali, i fiumi erano in secca, ma soprattutto un lago sorgivo come questo, che si vede che è un fattore molto importante in questo posto, gli mancava circa 2 metri d'acqua al suo livello medio. Invece adesso in questa sessione c'è più acqua del suo livello medio, circa 1 metro in più. Quindi il livello cambia, di conseguenza gli spot cambiano, il pesce fa dei giri diversi. Quindi è sicuramente anche una particolarità, alcuni può piacere, altri no.
a me personalmente è una sfida in più, quindi uno pensa di conoscere il lago come le sue tasche, però magari torni l'anno dopo e il lago è completamente diverso perché ci sono 2 metri in più o 2 metri in meno, quindi il lago cambia. Però insomma dai, è una particolarità in più. Che dire, speriamo di riuscire a prendere un carp run, adesso vi lascio lì a guardare le canne, chissà magari parte. E intanto da quando ho fatto la clip di stamattina ho fatto 2 partenze, ma avevo il telefono scarico, si stava caricando, quindi non sono riuscito a riprendere nessuna dei due. Vabbè, e lo sappiamo, insomma adesso lasciamo il telefono lì e non partono più come minimo, quindi però insomma ci speriamo. A dopo. Sì. Ci siamo raga, questa ve la voglio far vedere perché è davvero carina, piccolina comunque ma bella, tonda, mi piace tanto a me sto pesce così, bello. Bilanciata ABA, come avevo detto prima ne abbiamo persa una bella, sembrava bella, ne abbiamo preso un altro paio, abbiamo preso un Amur, c'è brutto tempo, però comunque le bilanciate, le ABA colpiscono. Un bel orologino, dobbiamo rilasciarla dai. Andiamo al rilascio. Questa è già pronta. Vai, vai. Dove vai, oh? Che partita appena ricalata. Si vede che ce li ho lì su quel gradino lì. Cazzo. No, ce l'ho. Non so perché partono. Ragazzi, abbiamo preso un bel reginone, cioè bel reginone, insomma, una bella regina, nata qui, è inviperita, non ne vuole sapere mezza. Niente. Ragazzi, è così. Ho preso una regina anche ieri, più piccola, ma davanti al retino si è slamata. Adesso è arrivata lei, questa voglio farvela vedere perché le regine di questo lago qui sono bellissime. Nate qui, scure. Tirato poco per essere un bel reginone lungo. Però a me piacciono tanto le regine. Questo mi fa anche arrabbiare perché non vuole farsi fare una foto. Adesso sta ferma, dai. Però sempre bilanciata ABA, calata 2 minuti fa, è partita subito. Sicuramente sentono anche la battuta, sentono le palline che cadono in acqua e vengono sullo spot pasturato da ieri mattina, quindi appena arrivano trovano del cibo. Bene, andiamo, va là che questa non ne vuole sapere. Siamo ragazzi ancora 5 minuti, appena calata. Appena calata ed è ripartita.
sempre la stessa, quei pesci lì in pastura, solo che sta iniziando a piovere, quindi bisogna vedere se ricalarla o tenerla su, dato che comunque abbiamo 5 giorni di tempo. Vorrei evitare di prendermi la pioggia e ammalarmi. Andiamo a prenderne altre. Bella, bella raga, bel pesce. Guardate che bella che è. Vabbè. Un acquaio, raga. La mia prima acquaio. La mia prima acquaio. Eh sì, mi ha fatto un acquaio. La mia prima acquaio. La prima acquaio della mia vita. Ragazzi, sono felicissimo. È piccola, Però guardate, è un acquaio. Fantastico, è la prima acquaio della mia vita. Che bella, cazzo, ma è bellissima. Sono straparticolari i pesci così, senza una squaglia, senza una scaglia. Una non ne ha. Ma quanto è figa! Strabella! Sempre lì, sempre sulle api bilanciate. Che figata! Non l'avevo mai preso. Bella bella. Che figo. Speriamo arrivino quelle grosse adesso. Stiamo pescando lì a 35 metri. Abbiamo già 12 metri e mezzo di profondità. E siamo sull'ultimo scalino praticamente. Che se lancio 10 metri più in là c'hai 20 metri d'acqua. Quindi in quei 10-15 metri fa un bel dislivello, fa un bel gradino. E col dipper abbiamo visto l'ultimo gradino e sto pescando in parete, diciamo. Che da quasi 20 metri fa 15, 14, poi fa 12 e l'ho calata lì a 12. E poi fa un altro gradino fino ad arrivare qui da noi a 6 metri qua sotto. Ora aperitivo. Siamo incannati. Avevamo fatto su le canne perché eravamo usciti dal lago e siamo appena arrivati, abbiamo calato una pasturatina ed è partita. Non ho ancora visto che pesce è, sembrava una specchi ma non ho capito quanto è grande. Pesciotto, madonna se tirava, ce la facevo più. Sono piccoline ma con una forza incredibile. Contento, bilanciata abba, appena calata, una pasturatina e sono arrivate subito. Direi che la pallina inizia a lavorare da subito. Bella,